Alla mostra del cinema, tra i protagonisti anche gli autori sardi. Tra gli eventi speciali della settimana della critica, il cortometraggio che Enrico Pau ha realizzato con gli studenti dell'Università di Cagliari, il servizio di Miriam Mauti. Figliolo, perché piangi? Maestro. Cristo invecchiato, incapace di fare miracoli. Con lui San Pietro per le vie della Cagliari di oggi. Sono Tino Petilli e Mario Faticoni, i protagonisti dell'Ultimo miracolo di Enrico Pau, che con Salvatore Mereu e Bepi Vigna sarà alla prossima mostra del cinema di Venezia. Evento speciale della settimana della critica, una fiaba popolare, sottolinea il regista. C'è l'idea che questa città si possa raccontare anche usando la favola come strumento per raccontarla. Quindi sono delle favole urbane, quelle che sto cercando di raccontare. Sono diversi episodi, questo è uno dei tre probabilmente, insomma, che hanno un po' tutti questo tema, e poi con l'idea della musica anche come elemento che li tiene un po' insieme. Un film breve, frutto del lavoro ormai consolidato con gli universitari di Cagliari. Molti dei ragazzi, alcuni dei ragazzi che hanno fatto questi laboratori in questo momento lavorano nel cinema, questo è il risultato più grande. Questa esperienza, almeno dal mio punto di vista, è assolutamente arricchente, cioè perché sì, io ho il ruolo di insegnante, però in realtà quello che succede è che è successo anche perché questo non è l'unico lavoro che abbiamo fatto, è che si è creata una sorta di scuola anche un po' al contrario, perché i ragazzi portano delle idee, una freschezza, una voglia di rischiare, anche di proposte rischiosissime che sono estremamente affascinanti.